Identificati e denunciati i responsabili della rissa scoppiata lo scorso 5 novembre, poco prima delle 18, nel cortile del centro parrocchiale di Romano d'Ezzelino. Si tratta di 4 giovani, di cui 3 minorenni e un maggiorenne. In quell'occasione era stato il parroco a segnalare l'episodio ai carabinieri che, dopo aver acquisito e visionato i filmati dei sistemi della videosorveglianza della zona, hanno identificato alcuni testimoni, tra cui una volontaria della parrocchia che era intervenuta per porre fine alla rissa. Da quanto i militari sono riusciti a ricostruire, in quell'occasione, a seguito di una lite sui social, 2 minorenni si erano dati appuntamento nel piazzale davanti alla chiesa per chiarirsi. Dopo qualche spintone reciproco, la situazione era degenerata e avevano iniziato a prendersi a pugni. A loro poco dopo si erano aggiunti altri 2, assieme a un terzo soggetto non ancora identificato, tutto davanti agli occhi di tanti ragazzi che frequentano l'oratorio. Solo l'intervento della volontaria, dicevamo, aveva interrotto la rissa, mentre i responsabili si erano dileguati, ma il lavoro di indagine dei carabinieri li ha smascherati. Ora è caccia al quinto individuo. Si tratta di un gesto estemporaneo rispetto a quello che è la nostra abitudine di comunità, però ci fa riflettere anche sul fatto che bisogna arrivare ancora più in là rispetto a quello che già si fa. Non è una novità sentire i fatti di cronaca di risse e invece è un fatto sul quale dobbiamo porre attenzione, è quello di investire sempre di più sulla prevenzione di questo tipo di situazioni, non solo come amministrazioni ma come rete di soggetti educanti, quindi amministrazione, scuola, parrocchie, società sportive e tutti quanti quelli che sono le associazioni o gli enti che hanno a che fare con i ragazzi. La prima però è la famiglia. Difatti in questa situazione le famiglie sono state coinvolte in modo appropriato proprio per far capire e per essere responsabilizzate su quello che era avvenuto.